Per chi ama stare sulla cresta dell'onda. E per chi vuole toccare il cielo con un dito. Para quien vuela libre como el viento. And for those who want to discover the treasures of this land. Una terra fatta di sogni, per chi non vuole accontentarsi mai. Buongiorno, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Vicino Lontano On, il ciclo di incontri digitali che abbiamo pensato come momento di avvicinamento alla 17ª edizione del Festival Vicino Lontano, che si terrà in presenza a Udine dal 1 al 4 luglio. Distanze è la parola chiave che abbiamo scelto quest'anno a fare da fil rouge al nostro festival e a questo ciclo di incontri online. E distanza è una parola che molto ha a che vedere con l'appuntamento di oggi e con il tema dei diritti, perché ben sappiamo quanto sia difficile arrivare alla verità e alla giustizia nei casi di violazione dei diritti umani. Quindi volevo ringraziare la professoressa Sergia Adamo, che è membro del nostro comitato scientifico, per averci segnalato il lavoro di ricerca molto particolare e innovativo di un gruppo, Forensic Architecture, che è a base alla Goldsmiths University di Londra. Con noi sarà una ricercatrice di questo gruppo, Dimitra Andritsou. Lavorano con gli strumenti digitali, con gli strumenti dell'architettura, con gli strumenti dell'analisi spaziale per ricostruire gli scenari di casi di violazione dei diritti umani. A dialogare con lei, a intervistarla sarà Michele Bonino, che è professore di composizione urbana e architettonica al Politecnico di Torino, dove è delegato del rettore per i rapporti con la Cina. E a lui lascio la parola. Grazie. Grazie mille Dimitra per questa intervista, grazie anche a Vicino Lontano per l'opportunità. Ricordo la prima volta che ho visto un video, una presentazione di Forensic Architecture, che era alla Biennale di Venezia alcuni anni fa, ero rimasto impressionato favorevolmente dalla qualità dell'investigazione, dell'indagine, ma allo stesso tempo mi domandavo cosa fosse realmente Forensic Architecture, se un gruppo di ricerca, un gruppo di professionisti che davano servizio e consulenze, un gruppo di artisti. Quello che mi è chiaro oggi, anche avendo preparato questa intervista, è che negli anni, nei più di 10 anni di Forensic Architecture, è diventato un vero e proprio campo di studio, un nuovo filone accademico che voi alla University of London coltivate con insegnamento, ricerca, collaborazioni con NGO, varie entità. Quindi come prima domanda poter avere come è nata questa formula di Forensic Architecture e poi siccome la gran parte degli spettatori di Vicino Lontano non sono esperti architetti, non sono tecnici, capire anche attraverso un progetto concreto la vostra metodologia di lavoro. Thank you for the invitation and it's great to be here with you. Grazie per avermi invitata, prima di tutto mi fa molto piacere essere qui con voi, a Udine. Allora, provo a rispondere alla prima domanda. Forensic Architecture, siamo un istituto indipendente basati a Londra, Goldsmiths University, siamo un'equipe multidisciplinare, siamo architetti ma anche giornalisti investigativi, architetti, informatici, cineasti e collaboriamo spesso con esperti di altre discipline, per l'acustica oppure esperti ballistici, studiosi di termodinamica, eccetera. E lavoriamo in partenariato con tante istituzioni nella società civile, attivisti, giuristi, ONG, media, eccetera, per svolgere indagini con o a nome di delle comunità colpite da conflitti, brutalità da parte della polizia, violenza ambientale
oppure la violenza perpetrata dagli agenti di frontiera ai confini. Quindi, visto che la guerriglia moderna si svolge in ambiente urbano e che nel tessuto urbano ci sono tante telecamere di sorveglianza che registrano, questo ci consente, questo materiale a noi architetti e a noi specialisti e di altre discipline che lavoriamo a Forensic Architect, ci consente di esaminare i reati perpetrati in ambiente urbano. Forensic Architecture quindi diventa quasi un anatomopatologo delle città, perché va ad analizzare i dettagli di tanti eventi, tanti reati nel contesto urbano, esattamente come un archeologo farebbe con le rovine antiche. Però il punto però da cui noi partiamo sono le tracce che la violenza lascia sullo spazio. Ovviamente un'interpretazione estetica come architetti, come se noi avessimo dei sensori. E anche il nostro direttore Eyal Weizmann, come ha sempre detto e scritto lui, bisogna coinvolgere le informazioni presenti nell'ambiente, anche perché gli stati autoritari cercano di distorcere e di occultare. Noi sfruttiamo le tecniche che consentono ai gruppi della società civile di monitorare, di scoprire ciò che viene occultato. È praticamente una narrazione, una contronarrazione, per cui poi il termine forense è una parola, è una pratica correlata di solito allo Stato, allo spazio pubblico. Di solito la polizia, le istituzioni fanno rispettare l'ordine quando loro delimitano una scena del crimine e impediscono l'accesso, anche l'accesso alle prove, mantengono però sempre un privilegio, un vantaggio ottico rispetto agli altri. Quindi hanno una sorta di monopolio per quanto riguarda anche la divulgazione della verità e delle prove. La nostra pratica a Forensic Architecture tenta invece di cambiare questo privilegio e invertire, rovesciare il caso. Questa contronarrazione noi cerchiamo di cambiare queste asimmetrie del potere, andando ad esaminare le verità occulte, quello che le forze dell'ordine non dicono, quello che i sistemi giuridici non dicono. Praticamente cambiamo il sistema con cui osserviamo le prove e per cercare di rovesciare o di dire cose che normalmente non vengono dette. Dobbiamo pensare al significato della parola latino, forum, forensis, è tutto ciò che appartiene allo spazio pubblico, alla piazza, il dialogo politico, l'impegno politico. Ecco perché il nostro lavoro, Forensic Architecture, cerca di togliere le limitazioni che ci sono spesso nei sistemi giuridici e cerchiamo di funzionare in zone conflittuali che vanno al di là dello spazio giuridico, entrando, che ne so, nel culturale. Tu hai citato la Biennale di Venezia qualche anno fa, insieme ad altri hanno cercato di fare, anche tanti media, ci aggiungiamo a quello spazio. Quindi Forensic Architecture è una pratica, la pratica di rendere le prove pubbliche a disposizione, e questo coinvolge ovviamente lo sviluppo di nuovi strumenti o di approfondire strumenti che già esistono, ovviamente il data mining, le mappature 3D, eccetera. E poi raccogliamo tanti dati, ovviamente studiamo soprattutto le telecamere di sorveglianza che ci restituiscono reati, atti di violenza. Quindi oltre a studiare tutti questi fatti utilizziamo proprio lo spazio come un mezzo in cui possiamo comprendere, rielaborare le immagini, come vengono catturate e rielaborate. Quindi la violenza anche di Stato è un processo che esiste ovunque, però in vari momenti temporali, in una successione di tempi, spazio-temporali diciamo. Quindi non è un processo lineare, non è una cosa che avviene sempre nello stesso modo e non c'è mai sempre, c'è sempre una modifica sull'ambiente. Noi dobbiamo decodificare queste modifiche. Mi sembra molto interessante il fatto che attraverso il vostro lavoro sul campo, ma anche nelle mostre, nelle esposizioni, nel dibattito pubblico, l'origine latina della parola forensis indicativa, come dicevi poco fa, se in questi 10 anni di lavoro avete prodotto un'influenza su altre agenzie o addirittura su governi oppure entità più formalizzate che hanno iniziato a fare un lavoro come il vostro. E poi subito, risposto questo, se puoi andare su un esempio concreto,
visto che so che lavori in particolare sul confine tra Grecia e Turchia, su un tema molto attuale oggi, quello delle migrazioni, che mi sembra un ottimo esempio su cui far capire come lavorate. Yes, absolutely. I mean, there has been an influence Sì, in this certamente. type of Vado a investigations. Of rispondere. course, Abbiamo we have avuto to, un impatto con le nostre indagini. Ovviamente dobbiamo anche riconoscere che noi non è che abbiamo lavorato da soli in un vuoto, molti gruppi, molte istituzioni fanno un lavoro simile al nostro. È chiaro che l'innovazione in questo settore prevede che si comprendano queste nuove guerriglie, queste nuove forme di criminalità, quindi è importante la multidisciplinarietà, lavorare con architetti e con altri esperti, con i giornalisti investigativi, con gli attivisti, e quindi questa interazione consente questo nuovo modo di lavorare che forse aumenterà il nostro impatto. Vediamo anche un impatto, sicuramente lo abbiamo visto. Sicuramente lo possiamo vedere in alcuni media anche molto importanti come il New York Times, il Washington Post, altri grandi media europei e americani che danno eco a ciò che noi facciamo o gruppi come noi. Quindi c'è questa tendenza ad andare a creare queste indagini visuali che usano tecniche un po' come facciamo noi per disoccultare ciò che viene occultato e per ricostruire e raccontare molti fatti di violenza. È un nuovo modo di pensare, un approccio innovativo e noi lavoriamo con tutti questi strumenti, poi dopo gli strumenti ve li spiegherò. Gli strumenti che usiamo sono open source, quindi disponibili, la comunità li può utilizzare ed è importante utilizzarli a fini benefici, positivi, diciamo. Poi adesso vado avanti un po' a spiegare il nostro progetto di Forensic Architecture, che cosa facciamo nel concreto. Lo voglio fare citando un caso concreto, paradigmatico di come rielaboriamo le immagini. Volevo citare l'omicidio di Mohammed Gulzar, un grande progetto in partenariato con Bellingcat, un'agenzia investigativa, e Lighthouse Reports, che sono un gruppo di giornalisti investigativi, e poi altri gruppi come ad esempio Der Spiegel, eccetera. Questa indagine fa parte di un progetto molto più ampio che lungo il fiume Evros, che è il fiume che segna la frontiera terrestre tra la Turchia e la Grecia e che molto spesso è considerato come una frontiera naturale tra questi due paesi. Quindi questo fiume è stato militarizzato, è stato teatro di tanti atti di violenza, come avviene a tante frontiere dell'Unione Europea. Conoscete il problema anche in Italia, ahimè, ed è stato e fa parte anche di un sistema, di un ecosistema di difese alla frontiera, anche questo fiume. Quindi c'è una zona lungo il fiume che in realtà il confine non segue sempre il decorso del fiume, alle volte si sposta sulla terra. Comunque tutta questa zona, che noi in Grecia chiamiamo Valico di Castanies Pazarcule, è il luogo dove erano state anche costruite delle barriere nel 2012 in modo da impedire il passaggio dei migranti verso l'Europa. Ed è proprio qui che ci siamo andati a concentrare il nostro sforzo, dove alla fine di febbraio dello scorso anno 2020 migliaia di persone sono state incanalate dai turchi per farle spostare verso l'Europa, per raggiungere l'Unione Europea. Poi il governo greco ha risposto schierando moltissime forze dell'ordine armate e ovviamente c'è stata un'escalation della violenza, ci sono state sparatorie e vittime. 2 giorni dopo che già erano stati segnalati altri casi di omicidi, un altro Mohammed Al-Arab che era stato ucciso il 2 marzo in un altro punto del fiume, e anche lì stavamo seguendo il caso, abbiamo studi preliminari per studiare bene come sono andate le cose. Comunque, per comprendere cosa è successo lungo quella frontiera terrestre e fluviale abbiamo ricostruito gli eventi. Succede spesso con le nostre investigazioni, quindi abbiamo raccolto quanto più materiale possibile
L'ho detto già brevemente all'inizio, però nell'ultimo decennio c'è stata una proliferazione e divulgazione di materiale mediatico grazie ai cellulari, soprattutto agli smartphone che filmano tutto, quindi c'è guarda, una testimonianza collettiva fatte da registrazioni col cellulare e che poi sono immagini che possono essere riassemblate, rielaborate e ristudiate per vedere cosa è successo nel caso di violenza. In questi casi noi lo chiamiamo Image Data Complex, che è una serie di singole prove, di singole immagini che poi noi rielaboriamo con l'informatica e tramite un processo di geolocalizzazione e di sincronizzazione ricostruiamo ciò che è successo a livello spazio-temporale. Allora, nel caso di questo assassinio di Mohammed Gulzar abbiamo raccolto più di 100 immagini e video grazie agli smartphone, poi con indagini open source, quindi materiale accessibile, e con le piattaforme di tipo Twitter e Facebook che fanno spesso circolare immagini. Ovviamente il primo passo nel leggere un'immagine prevede di estrarre i metadati di queste immagini. Bisogna interpretare le meta-immagini per capire come e quando è stata fatta la registrazione. Questi metadati spesso vengono tolti da un video, da un'immagine, quando vengono caricati sui social media. E nella maggior parte dei casi quindi dobbiamo lavorare andando a sincronizzare le registrazioni seguendo particolari marker. In questo caso i marker sono stati eventi specifici come ad esempio proprio i proiettili, il rumore dei proiettili, indicatori che ci hanno consentito di sincronizzare i video per ricostruire gli eventi in ordine logico. Mi interessava molto sapere questo delle fonti del vostro lavoro. Parlavi di una sincronizzazione di un grande complesso di dati, che sono in questo caso soprattutto le immagini dei cellulari di chi era sul posto, e quindi attraverso i social media avete costruito una collezione di questi video individuali, sincronizzandoli e localizzandolo lungo un'unica linea del tempo, e quindi grazie a questo insieme collettivo di immagini singole ricostruire un'unica ricostruzione di quanto accaduto. Quindi credo che sia interessante capire un po' di più se i social media da soli permettono tutti questi dati e queste investigazioni, o se dovete fare anche alcune operazioni aggiuntive andando a rintracciare le persone, andando a ricostruire più nel dettaglio. Absolutely. I mean, the footage and the open source material that exists on social media. Grazie per la domanda. Allora, le registrazioni, il materiale open source che esiste nei social media è la nostra fonte principale. Questo perché non abbiamo accesso, non abbiamo, diciamo, il privilegio di avere accesso alle prove ufficiali, quelle che hanno i governi o che hanno le forze dell'ordine. Noi lavoriamo solo con materiale open source, lavoriamo con quello che è disponibile a tutti, o quello che ci dicono le persone che sono testimoni o che sono state al centro di questi fatti violenti. E questo processo ovviamente si costruisce in vari passi. Il primo è la sincronizzazione, la verifica del contenuto, situarlo temporalmente, situarlo nello spazio, nel luogo, e in più ovviamente dobbiamo stare vicini alle persone, avere un buon collegamento con le persone sul campo. Questo avviene andando a collaborare con i giornalisti che sono lì sul campo e che hanno contatto con le persone, che possono raccogliere testimonianze in presa diretta dalle persone. Molte volte andiamo anche a collaborare con le comunità o con gruppi comunque presenti sul territorio, nei luoghi. Questo ci consente di avere quella che noi chiamiamo prossimità critica alla zona su cui andiamo a lavorare, anche se ovviamente lavoriamo da remoto, noi siamo nei nostri uffici, però c'è importante una collaborazione con le comunità, gruppi di attivisti, gruppi attivi sul territorio, ovviamente i giornalisti investigativi che ci aiutano molto e che possono magari intervistare anche i testimoni. Questo è il modo principale per dare un senso alla nostra ricerca, quindi non solo i social media, ma anche il contatto con le persone. Tornando alla metodologia generale di lavoro di Forensic Architecture, credo che siano due gli elementi di novità su cui il vostro gruppo ha costruito anzitutto il suo successo, ma anche ha dimostrato quanto il lavoro che fate possa essere rilevante, perché nell'ambito che
di cui vi occupate, quindi il supporto in termini spaziali architettonici a processi e indagini di tipo politico, di tipo generale, ha visto negli anni recenti un cambiamento. Da un lato questa grande quantità di copertura mediatica, il fatto che tutti i cellulari, i device nei luoghi di questi fatti danno una copertura di tutti gli eventi. Il secondo che un tipo di combattimento, violazione dei diritti, violenza che avviene nel tessuto urbano mescola molto di più l'aspetto militare con quello civile rispetto a quale poteva essere tempo fa uno schema di combattimento o di conflitto in campo aperto. Quindi volevo che raccontassi un po' di più come avete colto queste due grandi differenze, evoluzione su cui si basa gran parte del lavoro di Forensic Architecture. Yes, absolutely. You're absolutely right that these are Sì, grazie. Hai ragione, questi sono effettivamente gli stimoli più forti che guidano il nostro lavoro, che ci fanno andare avanti, quello che hai descritto tu. Una maggioranza dei progetti iniziali di Forensic Architecture si trovavano proprio nel contesto della violenza nei territori occupati in Palestina, abbiamo iniziato da lì. Quello era un esempio molto chiaro di come le cose accadono, una dimensione spaziale molto chiara, molto delimitata, una dimensione urbana di questa violenza urbana in quei territori occupati era molto chiaro nelle impronte che noi raccoglievamo da quei territori e dal contesto. Questo è stato molto agli inizi per noi, adesso lo vediamo nelle nostre città tutti i giorni. E non ci sono più cose sempre così semplici, diciamo, o così binarie, diciamo, c'è tanta violenza anche da parte della polizia, da parte delle forze dell'ordine. Le cose non sono sempre semplici. Abbiamo però le persone che hanno quasi sempre il cellulare, lo smartphone con sé e fotografano, registrano da varie prospettive, in vari modi, e questo è ciò che ci interessa. Ci interessano tutte queste prospettive che poi usiamo per lavorare, quindi non un'immagine, ma stabilire una correlazione tra moltissime immagini per vedere ciò che si vede, ciò che è visibile e ciò che non è visibile, quello che rimane fuori, quello che può essere ricavato, andando a ricostruire. E la dice lunga anche il fatto che questa documentazione viene utilizzata sempre di più, viene attaccata dagli stati, ci sono sempre nuove normative che cercano di imbavagliare, di bloccare. Ad esempio in Francia si è cercato con la normativa di vietare la possibilità di poter filmare le forze dell'ordine al lavoro. No, quindi non si può registrare, oppure altre restrizioni che gli stati impongono proprio per controllare la circolazione di queste immagini, perché poi queste immagini possono raccontare delle cose e servire da documenti e da prove anche per dimostrare gravi reati commessi nel pubblico. Come ultima parte della discussione vorrei soffermarmi un po' sulle tecniche che voi usate, alcune delle quali sono molto tipiche degli architetti, applicate in questo caso all'investigazione. Mi riferisco per esempio alla modellazione 3D o al lavoro sulla cartografia. Altre sono di dominio più generale ma che applicate ai luoghi, come l'open source di cui già parlavi prima, o anche il lavoro sulle grandi quantità di dati che vengono rianalizzati per permettervi di ricostruire quello di cui vi occupate. La domanda è divisa in due, nel senso che da un lato mi interessava sapere come lavorate sull'innovazione di queste tecniche. Ho letto sul vostro sito che la condizione per affrontare un nuovo progetto è quello di poter innovare la metodologia, non applicate metodi già fatti su un certo confine o in un certo contesto a nuovi contesti come se fossero consolidati e chiusi, ma li cambiate sempre. La seconda è se queste tecniche sono sempre state usate principalmente per interpretazione e ricostruzione dei fatti ai fini delle indagini, o se in certi casi hanno già anche prodotto dei cambiamenti, per esempio rispetto alla sicurezza dei luoghi o alla gestione dei conflitti tra le parti, se quindi c'è anche in questo vostro uso dei metodi degli architetti anche un'intenzione, diciamo, design oriented, rivolta al cambiamento futuro e al possibile miglioramento delle condizioni.
Um, yes, so Sì, allora comincio dal tuo primo punto. as you said, as we are also Siamo ovviamente anche un istituto di ricerca, per cui driving directions is also to uno dei nostri obiettivi è quello di produrre nuovi metodi, nuove metodologie che servano per far progredire il nostro settore, per crescere, svilupparci. E ovviamente, come è stato detto, abbiamo tanti modi di lavorare su questo. Abbiamo gli strumenti tecnici utilizzati tipicamente nelle varie discipline, la modellazione 3D che si usa nel design architettonico, poi ci sono i software di mappatura che si usano di solito nella geografia o in altri studi specializzati, poi c'è l'editing e l'animazione che si usa ovviamente nel cinema, e poi i modelli computazionali che vengono tipicamente usati dagli informatici, dagli sviluppatori di software, eccetera. Poi c'è un'innovazione che noi otteniamo mescolando questi strumenti per farli complementare e per evitare che lavorino su binari paralleli. Per cui noi cerchiamo di utilizzare quindi metodi appunto già esistenti, anche la tecnologia va comunque avanti velocemente, però l'idea è proprio quello di fare interagire strumenti che già esistono. E facciamo anche noi ovviamente la nostra ricerca per far progredire e cambiare, però comprendendo in modo critico ciò che accade. Ad esempio, in alcune nostre indagini utilizziamo ad esempio i 3P chasers, utilizziamo l'apprendimento automatico, il machine learning e alla fine gli algoritmi. Sempre si finisce con gli algoritmi di apprendimento per individuare specifici oggetti. Quindi abbiamo delle immagini virtuali sintetiche per allenare questi classifier, per insegnare loro come individuare taniche di gas lacrimogeno, veicoli militari, proiettili, bombe chimiche. Questa è l'intelligenza artificiale che ci aiuta, e questo processo si è basato proprio sull'intensificare il lavoro di studio dei video disponibili, ma non solo, lo facciamo anche con tutte le tecniche investigative. E poi utilizziamo l'introspezione, per cui utilizziamo le tecnologie in modo critico, comprendendo che rappresentano un'opportunità di introspezione, però anche mettendoci in guardia contro i possibili problemi, difetti. Quindi l'uso investigativo delle foto satellitari lo facciamo moltissimo, però sapendo che c'è tutta una storia militare e tanti difetti, a cui bisogna fare attenzione quando c'è l'alta risoluzione, ma spesso non c'è l'alta risoluzione. Ad esempio nei territori palestinesi la risoluzione era ed è molto scadente, molto bassa, quindi bisogna guardare agli strumenti con spirito critico quando ci si approccia a una nuova o una vecchia tecnologia, ed è questo che cerchiamo di fare ogni qualvolta cerchiamo anche di scoprire nuovi usi di vecchie metodologie. E poi la seconda parte della domanda, vado a rispondere. Credo che il nostro mandato principale sia fondamentalmente raccogliere prove, rendendole pubbliche, socializzare le prove disponibili al pubblico. Questo è cominciato ovviamente comprendendo in maniera chiara che l'architettura e il design, come altre discipline, ha anche un aspetto politico, e tanta della violenza si correla all'architettura dello spazio. In questo senso ci sono tanti gruppi che cercano di trovare soluzioni di design, lavorare con le soluzioni di design, e il nostro lavoro però forse su questo è diverso. Noi lavoriamo con la ricostruzione più che sul redesign. Noi ricostruiamo. No, come conclusione potresti, se avete programmi futuri di mostre, di attività che l'audience di Vicino Lontano voglia seguire nei prossimi mesi, grazie se ci dai qualche anticipazione. Yes. Sì, volentieri. Yes, Abbiamo parecchie mostre, eventi prossimamente, anche per nuovi progetti che lanceremo nei prossimi mesi. Una che voglio citare
una mostra. Beh, ce n'è una che sta per iniziare a Manchester, nel Regno Unito, e un'altra a Berlino, che si chiamerà The Investigative Commons, anche perché segna un'iniziativa particolare, Investigative Commons, che stiamo portando avanti qui a Berlino con altre organizzazioni e che riguarda proprio il portare avanti le indagini collaborative, cercando di comprendere cosa potrebbe essere un approccio congiunto appunto a livello investigativo. Quindi nei prossimi mesi saremo presenti alla Haus der Kulturen der Welt a Berlino. Potete vedere sul sito web tutti i dettagli di questa mostra che appunto avrà luogo a Berlino. Ok, grazie mille Dimitra per questa intervista e speriamo di averti presto anche dal vivo a Vicino Lontano. Thank you very much. Grazie, vi ringrazio. Grazie. Thank you so much.